La Calabria ha perso 41 milioni di euro sul Fondo Sociale Europeo nel 2016, la Corte dei Conti bacchetta alla Regione la replica di Oliverio, abbiamo messo in campo correttivi per la programmazione 2014-2020. Timbravano e via, ognuno con tante cose da fare, dallo jogging alle compere, beccati dalle telecamere installate dai carabinieri, nei guai 7 impiegati del comune di Melito Portosalvo. La situazione dell'acqua non migliorerà nei prossimi mesi, la Sorical puntualizza, l'emergenza continuerà e non si intravedono soluzioni immediate. Ultima tappa del tour calabrese di Renzi e nella città di Paola il leader del PD parla della Calabria in chiaroscuro e pronostica il futuro turistico del santuario di San Francesco. Ore di grande attesa nei comuni di Lamezia e Cassano allo Ionio, toccherà al Ministero degli Interni decidere l'invio del commissario. 2 giovani beccati dalla polstrada di Lamezia Terme con la rice trasmittente aiutavano i candidati all'esame di guida risolvendo loro i quiz. Don Alejandro, il prete messicano candidato all'Oscar per la pace a Polistena, il religioso è nel mirino dei narcos messicani. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 in apertura, lo avete sentito anche dai nostri titoli, le bacchettate della Corte dei Conti per la Regione Calabria sul Fondo Sociale Europeo. La nostra Regione ha perso 41 milioni di euro, questi i dati forniti dalla magistratura contabile che appunto bacchetta la Regione, pronta alla replica del Presidente Oliverio, i particolari nel nostro servizio. La Corte dei Conti bacchetta la Regione Calabria evidenziando la difficoltà che definisce palese dell'ente supremo calabrese a sfruttare pienamente le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Il riferimento è alla pianificazione del rendiconto 2016. Nella relazione del consigliere Massimo Balestrieri si sottolinea la carenza di progettualità e incapacità a incrementare la spesa. Secondo i dati forniti dalla magistratura contabile, sul Fondo Sociale Europeo la Calabria ha perso 41 milioni 800 mila euro, sono davvero tanti soldi. Il perché non siano stati utilizzati lo ha spiegato il procuratore regionale Rossella Scerbo. In pratica le disfunzioni sono state individuate dalla Commissione europea in una debolezza dei controlli. Per la procuratrice sono emerse molte istruttorie incentrate su comportamenti illeciti poste in essere dai beneficiari dei contributi, ma che entro certi limiti riflettono carenze di controlli a monte. Criticità anche per i finanziamenti del FESR che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione sul presupposto dell'inaffidabilità delle certificazioni di pagamento. Immediata la replica del governatore Mario Oliverio che ha sostenuto di aver messo in campo correttivi che consentiranno un monitoraggio costante della spesa nella programmazione 2014-2020. Queste risorse, ha aggiunto Oliverio, devono essere utilizzate bene e nei tempi giusti. La Giunta andrà avanti verso la legalità e la trasparenza. Furbetti del cartellino a Melito Portosalvo, dove sono stati arrestati e posti ai domiciliari 7 dipendenti comunali, si sarebbero allontanati dal posto di lavoro senza effettuare la timbratura del badge o scambiando il proprio badge con altri dipendenti. Vediamo. Le telecamere piazzate dai carabinieri ancora una volta incastrano i cosiddetti furbetti del cartellino. Questa volta nei guai sono finiti 7 dipendenti del comune di Melito Portosalvo, nel Reggino. Il sistema è il solito. Dopo aver timbrato il badge o scambiando il proprio con altri dipendenti, gli impiegati si allontanano dal posto di lavoro per fare la spesa, andare al bar o anche per prendersi cura del proprio appezzamento di terreno. E c'era anche chi, dopo una fase di riscaldamento nell'atrio del comune, si dedicava a vere e proprie sessioni di running quotidiane delle durata di circa mezz'ora, svolte all'interno del chiostro di un edificio comunale. I fatti risalgono al periodo compreso tra marzo e aprile 2016, a ridosso delle consultazioni referendarie. Per quell'occasione il comune stanziò delle somme di denaro da utilizzare per pagare agli impiegati lo straordinario elettorale, ma le indagini coordinate dalla Procura di Reggio Calabria e condotte dai carabinieri della Compagnia di Melito Portosalvo, dai carabinieri forestali e da personale del Corpo di Polizia Municipale hanno accertato come
come alcuni dipendenti comunali, pur risultando regolarmente in ufficio per le ore di straordinario, in realtà erano da tutt'altra parte. L'operazione è stata denominata Ubiquitas e così oggi in comune sono arrivati i carabinieri che hanno notificato ai 7 impiegati l'ordinanza di custodia cautelare. I dipendenti sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Adesso 4 impiegati dell'ufficio anagrafe, un messo notificatore, un dipendente dell'ufficio opere pubbliche e il dirigente pro tempore dell'ufficio SUAP urbanistica dovranno rispondere a vario titolo di truffa aggravata ai danni del comune di Melito Portosalvo e falsa attestazione della propria presenza. Crisi idrica, non ci sono buone notizie, la pioggia di questi giorni non ha risolto il grave problema della siccità. Vediamo. Dobbiamo rassegnarci, nei prossimi mesi l'acqua mancherà nei territori calabresi. In provincia di Cosenza, fa sapere la Sorica, è vera e propria emergenza. Nonostante l'inizio della stagione delle piogge, le falde, a causa del lungo periodo di scarse precipitazioni, si sono impoverite e le sorgenti in questi mesi hanno ridotto la portata a livelli preoccupanti, non solo in provincia di Cosenza, ma anche nel Catanzarese e Vibonese. Ecco le aree che la società gestore delle sorgenti degli acquedotti regionali ha rilevato in forte criticità, con un calo di portata nel mese di ottobre, in netta controtendenza rispetto al recente passato. I tecnici, per sopperire alla ridotta produzione delle sorgenti, in tutto il territorio calabrese stanno utilizzando acqua proveniente dai pozzi, che negli anni scorsi venivano attivati solo in piena estate per soddisfare la maggiore domanda per l'aumento della popolazione. Diversi comuni, a causa della siccità, hanno chiesto e ottenuto supporto tecnico per la valutazione di una migliore distribuzione delle erogazioni sul territorio comunale in base alla mappatura della rete interna e dei quartieri in maggiore difficoltà ed evitare il più possibile le chiusure notturne dei serbatoi. Insomma, l'acqua erogata ai serbatoi sarebbe sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno della popolazione solo se non si disperdesse a causa della vetustà delle reti cittadine. Quindi l'emergenza resta e a pagarne le spese sono sempre e solo i cittadini. Abbiamo scelto di raccontarvi il viaggio di Renzi in Calabria in 2 città simbolo della nostra regione, a Paola nella città del Santo con la visita a San Francesco di Paola e a Rosarno, area attraversata da numerose difficoltà, ma iniziamo proprio dalla città del Tirreno. Gianluca Pasqua. Sarà stato il clima mistico che si respira dalle parti del santuario. Sarà che anche i contestatori hanno voluto lasciare un buon ricordo della Calabria al segretario nazionale del PD, ma a Paola, dei fischi e delle urla sentite nelle altre stazioni toccate dal treno Destinazione Italia, non c'è stata traccia. Al contrario, selfie, strette di mano e applausi. Matteo Renzi cammina fianco a fianco con Mario Oliverio, Ernesto Magorno e Stefania Covello, si fa largo tra i microfoni e telecamere e augura buon lavoro al sindaco di Paola. Ciao sindaco! Buongiorno, benvenuto. In bocca al lupo e buon lavoro, che ne hai bisogno. Poi si dedica al santuario, la visita alla Basilica, la Chiesa Nuova e la Zona dei Miracoli, prima di concedere l'intervista che è un resoconto di quanto visto e appuntato sulla propria agenda nelle ultime giornate calabresi. Cominciamo con la Calabria. Che Calabria ha trovato e cosa si può fare per trovare una Calabria migliore al prossimo viaggio? La Calabria è una regione ricca di bellezze e di fascino impressionante e tuttavia carica di difficoltà che tutti voi conoscete molto meglio di me. Per me questo è il terzo appuntamento in Calabria da quando non sono più Presidente del Consiglio, quindi il terzo in 9 mesi. Noi abbiamo fatto un viaggio in treno che è un viaggio molto lungo, un viaggio sui binari calabresi che sono decisamente in ritardo rispetto al resto del paese, ma che vedono per la prima volta un finanziamento, forse dai tempi di Cavour, così cospicuo come quello di 500 milioni che abbiamo lanciato nei mesi scorsi. Allora è un'immagine doppia. Da un lato ci sono i problemi e le persone che ci hanno sottolineato le difficoltà. Una signora uscendo dalla stazione di Rosarno si è fermata a parlare sulle pensioni e la disoccupazione giovanile. Dall'altro però anche le opportunità, penso alla fattoria della Piana a Rosarno, penso agli imprenditori turistici a Capo Vaticano, penso al lavoro che abbiamo fatto ieri sera a Catanzaro Lido sulle infrastrutture. Di fatto la Salerno-Reggio Calabria finalmente è andata, anche se naturalmente necessita di manutenzione come tutte le strade. La 106
ha visto sbloccati i soldi durante il governo dei 1000 giorni, 1 miliardo e 100 milioni. Ci sono poi 500 milioni sui treni, alcuni anche semplicemente per dati ai comuni per togliere questa vergogna dei passaggi a livello che bloccano la vita quotidiana di tante persone, ma poi per avere dei treni in cui non ci voglia 3 ore per andare da Capo Vaticano a Cirò Marina. C'è anche un riferimento al santuario nel suo dialogo con i giornalisti. Per Renzi è l'emblema delle potenzialità della variegata offerta turistica calabrese. Penso che il turismo religioso possa essere un altro pezzo del ragionamento della Calabria che va, anche perché il turismo religioso, nel momento in cui le infrastrutture sono degne di questo nome, può destagionalizzare un po' la presenza che altrimenti sul mare è legata soltanto al periodo che magari va da maggio a settembre, anche se ancora qualcuno abbiamo trovato a Capo Vaticano e non solo. Il treno destinazione Italia lascerà la Calabria questa mattina, partirà dalla stazione di Paola in direzione Caserta, poi Matteo Renzi toccherà anche Napoli e Avellino, le ultime tappe del suo viaggio nel Mezzogiorno. Saliamo a bordo e la nostra telecamera riprende la macchina organizzativa del tour in piena attività, all'interno dei vagoni, lo staff dell'ex premier, i giornalisti al seguito, fino a 40 a tappa, e la sala riunioni dove si decidono le strategie del viaggio renziano, un percorso con qualche ostacolo e molte indicazioni sulla retratezza di una terra che da anni attende invano di ripartire sul serio. E adesso vediamo nel prossimo servizio la tappa di Renzi a Rosarno. Matteo Renzi arriva a Rosarno per poi visitare l'azienda La Fattoria della Piana. Fuori dalla stazione, il primo incontro è stato con un gruppetto di precari dei Vigili del Fuoco, desiderosi di sapere cosa ne sarà del loro futuro. Abbiamo provato con la legge delega, poi la risoluzione del piano, poi adesso vediamo se in legge di bilancio riesco a trovare dei soldi. Io spero in questa legislatura, se non nella prossima. Io spero che ci contiamo no, pure la solita io promessa. Tutto quello, fermo Presidente. lì. E tutto quello che io ho promesso l'ho mantenuto anche a costo di botte, a partire dai 100.000 precari della scuola che si sono arrabbiati tutti, però almeno ci sono 100.000 precari in meno. Adesso vediamo che cosa fare, non sono più lì, quindi non sono in condizione di prendere l'impegno io a nome del governo. Siete sempre il segretario del partito. Sì, lo so, però non sono più quello che spende. Lì, da quello che ho capito, c'è da forzare un po' sul MEF, ci proviamo. Poco più avanti a chiamarlo è una bracciante agricola, preoccupata per il suo avvenire e quello della sua famiglia. Quel poco che porta a casa devo. Luce, gas, da mangiare. Ma tu mio che figlio cosa che fai sta adesso? all'università. Tu adesso che cosa fai? E altri tuoi figli a casa che ma tu non che fai lavorano. adesso? Ma tu che fai? Come lavoro? Sono bracciante agricola. La legge sul caporalato, dove stai tu? Dove lavori? Qui a Rosarno? Io lavoro qui a Rosarno e mi trovo bene dove lavoro, però voglio dire, devo pensare per l'università. Andiamo adesso a incontrare una delle realtà che combattono non contro il bastano caporalato. quando poi c'è un marito che è malato e deve fare controlli ogni secondo. Ora il nostro diario di bordo. A Lamezia il sindaco Mascaro tenta di resistere ma difficilmente potrà ottenere un risultato, visto che la macchina a scioglimento è già in moto. Il primo cittadino è costretto ad accusare un altro colpo, le dimissioni dell'esponente del PD Mariolina Tropea. Situazione pesante, molto pesante. Da Lamezia a Cassano, dove è attesa per le prossime ore la decisione del Ministero dell'Interno che dovrà esprimersi sulla base della relazione redatta agli ispettori inviati dal prefetto Tomao per verificare l'ipotesi di infiltrazioni mafiose nella gestione del comune. Stesso discorso per Corigliano, anche se qui c'è un fatto nuovo, rappresentato dalla fusione con la città di Rossano. Avrà peso nella decisione? Può darsi. Buone notizie per il deputato del PD Ferdinando Aiello, nell'ambito del processo che inizierà domani nel Tribunale di Reggio Calabria, denominato Rimborsopoli. Ebbene, il riesame ha annullato il sequestro e smontato le tesi dell'accusa nei confronti del deputato. Esce dal carcere l'ex parroco di Isola Capolizzuto Edoardo Scordio, ritenuto ideatore del business dei migranti in combutta con il clan Arena. Il religioso sarà ospitato nell'istituto di carità Rosmini, distante 1100 km da Crotone. Ancora da Crotone per la notizia che riguarda il crack dell'aeroporto Sant'Anna. Fissato il processo a giugno, 8 le persone rinviate a giudizio per bancarotta della società aeroportuale, scagionato dalla procura l'ex assessore Sulla. A Cosenza adesso, per il processo doping in farmacia, i cui imputati sconteranno da 11 mesi a 3 anni di carcere, la pena più pesante, per Antonio Verre, titolare della farmacia di Sant'Ippolito.
A Taurianova adesso per un movimentato consiglio comunale, vediamo. Tutto come previsto, un consiglio comunale infocato per i primi punti, poi il resto è scivolato via liscio come l'olio. Due gli argomenti hanno scaldato l'aula: l'avviso sugli operatori per la corretta gestione dei rifiuti e le variazioni al bilancio di previsione 2017-2019. Ad accendere le polveri è stata Maria Teresa Perri, che senza giri di parole apre il capitolo J'accuse contro i requisiti del contestatissimo avviso pubblico, parlando di privilegi e privilegiati, accusando l'amministrazione Scionti di avere suddiviso la cittadinanza in queste due categorie, dove i privilegiati possono partecipare ad un bando solo perché facenti parte di un'associazione. Una discriminante gravissima per il consigliere degli innamorati, ripresa e sostenuta anche da Stella Morabito. Ma il fendente più forte arriva dal leader degli innamorati Roy Biasi, che prendendo la parola legge l'articolo 3 della Costituzione italiana, quello che fa riferimento alla pari dignità sociale e dell'essere uguali davanti alla legge, senza nessuna discriminazione di sorta. Il messaggio, chiaro e diretto, non ha interpretazione e si rivolge a chi ha imbastito e redatto l'avviso della discordia. L'imbarazzo del sindaco è evidente sul punto più discusso del bando, che sorvola come un acrobata professionista. Sia il primo cittadino che il capogruppo del PD Pino Falletti si dicono sconcertati su alcune affermazioni degli innamorati, tanto che arriva la proposta provocatoria di Falletti di trasmettere in futuro i verbali di ogni seduta consiliare alla Procura della Repubblica. La discussione approda al terzo punto: le variazioni di bilancio, con l'ombra di un dissesto che aleggia sopra l'ente. Dopo 6 anni alla guida dell'Università Magna Grecia, Aldo Quattrone lascia e traccia un bilancio dell'attività svolta. La cerimonia in un gremito auditorium del campus. Vediamo. Parterre delle grandi occasioni a Catanzaro per il commiato dell'ormai ex rettore dell'Università Magna Grecia Aldo Quattrone e il saluto al suo successore Giovan Battista De Sarro. Nell'auditorium del campus c'è la comunità accademica, culturale e istituzionale non solo di Catanzaro ma dell'intera Calabria. È emozionato Quattrone quando traccia il bilancio delle attività svolte in 6 anni. La cosa che ho realizzato è di lasciare un'università in ordine, avendo anche assunto tutti i precari, avendo sistemato tanti giovani che avevano una posizione precaria, aver sistemato tanti nuovi professori, aver dato spazio ai giovani. Che cosa avrei voluto fare e non ho fatto? Non sono riuscito a completare il Germaneto. Pensavo di costruire, ma sono sicuro lo farà il nuovo rettore, la facoltà di farmacia che adesso si trasferisce qua e tante altre aule di laboratori per attirare anche le imprese che secondo me in Calabria devono davvero venire per colloquiare e lavorare insieme ai nostri giovani. Il neorettore De Sarro ringrazia Quattrone parlando di eredità bella ma pesante da onorare e davanti alla folta platea che riempie l'auditorium del campus di Germaneto poi traccia le linee del suo impegno. Una delle cose che dovremmo cercare di fare è l'internazionalizzazione, dove siamo un po' indietro rispetto ad altri, e se riuscissimo ad aumentare i collegamenti con gli stati esteri penso che sia a beneficio di tutti, nostro e dei nostri giovani. I nostri 100 secondi di cronaca. Rice trasmittenti nascosti sotto gli indumenti per superare gli esami della patente di guida. Alla Lamezia la polizia stradale ha sorpreso in flagranza di reato 2 giovani, un lametino e un milanese. In particolare il giovane milanese, già arrestato dalla polizia stradale di Torino per reati analoghi nel 2012, si spostava a richiesta degli interessati nelle varie motorizzazioni civili italiane e con l'utilizzo di sofisticate apparecchiature elettroniche faceva superare brillantemente ai candidati richiedenti l'esame di teoria quiz per il conseguimento della patente di guida. Risultava come onlus impegnata tra l'altro nell'assistenza in favore di anziani e disabili, ma in realtà era un'attività commerciale che avrebbe sottratto al fisco ricavi per 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Crotone ha denunciato 2 persone per truffa, indebite percezioni di contributi, dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato un 30enne mentre stava spacciando cocaina. L'uomo aveva architettato un metodo di spaccio rapido. Seduto su una sedia posizionata sul ciglio della strada, passava la cocaina confezionata in bustine argentate ai clienti che a loro volta molto rapidamente gli consegnavano il compenso. Incendiato un mezzo meccanico di proprietà di un'impresa che si sta occupando di effettuare alcuni interventi nella zona del sito archeologico di Vibo Valentia. Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco.
Ingenti i danni sull'episodio hanno avviato le indagini gli investigatori della squadra mobile. Oggi ricorre il 5° anniversario della tragica morte di Filippo Ceravolo, il giovane di Soriano Calabro ucciso per errore in un agguato di 'ndrangheta. Da 5 anni la famiglia chiede verità e giustizia. Vediamo. Dal giorno in cui fu ingiustamente troncata la vita di Filippo, che aveva appena 19 anni, Papa Martino prova a tenere vivo il ricordo e quella voglia di giustizia che non si placa. L'errore di questo ragazzo fu quello di chiedere un passaggio per tornare a casa alla persona sbagliata, obiettivo di quell'agguato. Da quel 25 ottobre del 2012, Papa Martino non ha mai smesso di chiedere giustizia, non si è mai rassegnato all'idea che quegli assassini debbano farla franca, sempre lottando nel ricordo di questo suo figlio vittima innocente, che lo Stato ha riconosciuto vittima di mafia, ma ancora non riesce a individuare i colpevoli. Ora, d'accordo con il Comune di Soriano e il sostegno di Libera, si è pensato di dedicare questo giorno ai ragazzi di scuola media e superiore che per l'occasione preparano un tema sulla legalità, e così la piazza principale di Soriano si è trasformata in una tribuna da dove i ragazzi hanno lanciato una denuncia forte a non rassegnarsi ed un invito a fare rete per sconfiggere la criminalità che soffoca il nostro territorio. La partecipazione dei ragazzi è sempre una cosa che stimola noi adulti a operare sempre meglio. Ecco, la loro partecipazione poi attraverso le riflessioni che sia una cosa molto importante, non sempre hanno l'occasione di riflettere su delle tematiche che invece li interessano tutti i giorni. No? Abbiamo chiesto ai periti di vedere per avere questa colpevoli di portarli a carcere duro. Questi ragazzi con un futuro, almeno la mia lotta è in primo piano contro l''ndrangheta, non succedere quello che è successo a mio figlio e di non vedere un'altra bara bianca. Noi, la famiglia, noi ci siamo messi in primo piano, combatteremo per avere questa giustizia di Filippo e spero che il suo sangue sparso per colpa dell''ndrangheta verrà ripagato di portare al carcere duro per tutta la vita. Ora a Rende, dove è stata inaugurata la 4ª edizione della Kermesse Libriamoci, a cui ha partecipato l'Istituto Comprensivo Rende Commenda. Vediamo. Inaugurata la Kermesse Libriamoci alla sua 4ª edizione dal 23 al 28 ottobre, tutte le scuole d'Italia, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, saranno un'unica cassa di risonanza per diverse letture a voce alta. Anche la scuola secondaria dei Cuberteni, insieme alla scuola secondaria di Zumpano, ha inteso organizzare interessanti incontri con gli autori. Francesca Veltri, premio La Giara d'Argento 2015 con il suo Edipo a Berlino, ha incontrato i ragazzi e dialogato con loro. Per me, fin da quando avevo la loro età, è stato un modo di riuscire a entrare, a medesimarmi in storie completamente diverse dalla mia e aprire dei mondi che per me sarebbero stati altrimenti chiusi, sia attraverso la lettura che la scrittura. Quindi per chi abbia questo tipo di curiosità, di interesse, perché poi ci sono tante anche altre forme, la musica, c'è il disegno, ce ne sono tante altre, ma per me questo è stato proprio il modo per riuscire a entrare in contatto con mondi diversi dal mio. Le domande all'autrice sono state intervallate da contributi musicali eseguiti dagli studenti della De Coubertin, diretti dal professor Castiglioni. L'incontro è stato moderato dalla professoressa Rosellina Brun. Viva soddisfazione ed orgoglio sono stati espressi dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Rende Commenda, dottoressa Rosalba Borrelli, che ha sottolineato l'importanza della lettura e di tutte le iniziative curriculari ed extracurriculari che mirano al successo formativo dei ragazzi. La scuola comunque può avvicinare gli alunni alla lettura e oggi, proprio in questo inizio di settimana di Libriamoci, si cerca di avvicinare gli alunni agli autori, prima ancora che alla lettura, perché io penso che la lettura di un libro, se si conosce l'autore, se si cerca anche di capire come è stato creato questo libro, rende il libro stesso più interessante. A Polistena adesso, dove Don Alejandro, il prete messicano minacciato dai narcos e candidato al Nobel per la pace, racconta la sua storia. Vediamo.
Sulla sua testa i signori della droga messicani hanno messo una taglia da $1 milione. Ora padre Alejandro Solalinde, prete candidato al premio Nobel per la pace 2017, per il suo impegno in difesa dei migranti dimenticati in Messico, che tentano di attraversare il confine per arrivare negli Stati Uniti diventando vittime dei cartelli della droga, racconta la propria storia nel libro I narcos mi vogliono morto, un prete contro i trafficanti di uomini. Il libro, con la prefazione di Don Luigi Ciotti, è stato presentato ieri a Polistena. Quando pensiamo in crimini organizzati, nella criminalità organizzata, vuol dire che praticamente dobbiamo pensare a giovani che non sono stati ben formati. E questo è il problema della società di oggi. Il Messico ha una speranza, ha la possibilità di uscire da questo vortice negativo? Abbiamo una grande speranza. Sì, loro hanno una grande speranza. Ovviamente non hanno nessuna speranza nel governo e neanche nel crimine organizzato. La nostra Chiesa politicamente è molto debole, che è d'accordo con il governo. Ma la società civile è un'altra cosa. Ci sono 2 settori che stanno sorprendendo il paese, i giovani e le donne. L'anno che verrà, nel 2018, avranno le elezioni presidenziali e lui spera che 3 settori cambino la storia del Messico. Quindi le donne, i giovani e i migranti degli Stati Uniti. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteincalabria.it. La perturbazione che nelle ultime ore è stata responsabile di un peggioramento del tempo e di un sensibile calo delle temperature si allontana verso levante, lasciando spazio ad una rimonta anticiclonica che favorirà un miglioramento del tempo ed un aumento delle temperature. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, temperature in rialzo. Vediamo ora come si comporteranno mari e venti. Domani motondosi in graduale attenuazione, venti ancora da quadranti settentrionali, deboli o moderati. Per ulteriori dettagli consultate il sito www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava, in mezzo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.